Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato in casa contro il Caprera, il Calcio Padova femminile affronta in trasferta uno scontro diretto in casa del Como 2000. Entrambe le squadre sono appaiate a 10 punti in classifica. Il Padova però è riducita a 2 risultati utili e consecutivi e vuole trovare anche la vittoria fuori casa. Parte meglio il Como all'11° con questo tiro di Morosi, poi però prende in mano la situazione il Padova e dopo 16 minuti c'è questa azione insistita che porta al tiro Claudia Ferrato. Grande parata del portiere Lariano. 20° minuto, calcio di punizione di Saggion. Ferrato con il sinistro segna ancora e porta in vantaggio il Padova. 8° gol di Claudia Ferrato, che da quando è ritornata non si è più fermata. Padova meritatamente in vantaggio, passano 60 secondi, guardate questa azione. Ancora Claudia Ferrato va con il sinistro, palo, ma non è finita perché poi, come sempre, la più lesta di tutte a raccogliere il pallone Arianna Catuzzo, che vede Claudia Saggion, altro sinistro, altro palo. Sfortunatissima qua la formazione è biancoscudata. Il Como è un po' annichilito e ci prova da fuori dopo questo corner con il sinistro di Badiali parato da Donà. Ci prova da fuori ancora il Padova proprio allo scadere del primo tempo con Peruzzo che va con il destro. Lei è mancina, para in 2 tempi il portiere. Si arriva nel secondo tempo e nel giro di un quarto d'ora il Padova risolve la pratica, prima con il gol di Arianna Catuzzo che respinge così la respinta del portiere sul sinistro di Laura Peruzzo, e al 6° minuto fa 2-0 per il Padova. Esultano le biancoscudate che vogliono assolutamente evitare altri cali di concentrazione e trovano il 3-0 al 17° con questo bellissimo destro da fuori area di Claudia Saggion al termine di uno schema su calcio d'angolo. Funziona tutto a meraviglia per le biancoscudate di Murru, che così possono anche gestire il vantaggio di 3 gol. Peruzzo vorrebbe trovare anche la gioia personale ma non ci riesce. Il Como cerca quantomeno di rendere meno amaro il passivo, ma finisce 3-0. Il Padova trova la seconda vittoria consecutiva, la prima in trasferta, stacca il Como, risale la classifica.